è un'opera che tutti aspettavamo, la comunità in primis, le due comunità di Quinto e di Paese, e quindi siamo veramente ma veramente felici. È contento il sindaco di Paese. Con l'inaugurazione del nuovo sottopasso di Via Verdi si elimina per sempre il passaggio a livello della linea ferroviaria Castelfranco-Treviso e quelle interminabili code che si andavano a creare. Un sottopasso di importanza rilevante che collega Paese a Quinto. È un collegamento viabile, ma è anche un collegamento ciclopedonale. Questo ci dà molto orgoglio perché anche i cittadini, le fasce più deboli, potranno transitare da Quinto a Paese in massima sicurezza. Però è giusto che si sappia che questo è un investimento importante per la Regione, sudato. L'opera, ha detto il presidente della regione Luca Zaia, è stato un investimento importante per la regione. Ci sono stati però degli imprevisti. Il cantiere doveva costare inizialmente 7 milioni e mezzo e alla fine è costato 9 milioni e mezzo di euro. Di fatto una discarica ritrovata durante i cantieri che ha causato rallentamento dei lavori e poi anche maggiori costi. Però adesso ci siamo. Abbiamo iniziato i cantieri nel 2013 e oggi inauguriamo. Durante i lavori infatti appaltati nel settembre del 2013 sono stati rinvenuti rifiuti interrati nell'area ex Montini. Questo, insieme alle attività connesse alla bonifica bellica dei terreni, ha causato un incremento dei costi e un allungamento dei tempi. I lavori sono stati sospesi e successivamente ripresi nel settembre del 2017 ad avvenuto reperimento delle risorse economiche da parte della Regione. Oggi, dopo quasi 5 anni, l'inaugurazione. Finalmente l'hanno fatta. Bel lavoro, bellissimo.